pochino, sì. Un pochino. Un inin. Sì, sì, un pochino. Allora, io sono Mister Rocco, stai tranquillo, tu sei l'aspirante Mister Topolini numero 37. 37. Sicuro? Sì, sì, sì. Bravo, così ti voglio, sicuro. Siamo partiti benissimo. Nome e cognome? Enrico De Carli. Enrico. Sì. Di anni? 15. Fatti? Fatti a maggio. Da pochissimo. Sì, da poco, sì. Come avere 15 anni? Bello? Penso bello, sembra bello, sì, dai. Bello, eh? Sì, sì. Ho capito. Senti, un ragazzo di 15 anni, giovane, quindi studi? Sì. Cosa? Liceo scientifico? Sì. Studi tanto? Sì, sì, sì. Studio. Sì, studio, dai. Studi? Sì, sì. Bravo, bravo. La media? Un 6-7. L'importante è avere la sufficienza e andare avanti, giusto? Sì, giusto. Allora, senti, cosa fai invece nella vita privata? Hai qualche hobby, qualche interesse? Gioco a pallavolo. Sono stato anche selezionato per la rappresentativa regionale. Siamo andati a fare il campionato nazionale. Mi piace la musica. Tipo? Quella romantica, quella hip hop? Guns N' Roses, quei gruppi un po' più tosti. sì. Ho capito, bene, dai, non si direbbe, quindi vuol dire che tu dentro sei uno tosto, dai. Sì. Infatti. Allora, senti, come mai invece l'idea di iscriverti anche a Mister Topolini? Perché? È un'esperienza che, insomma, non c'è niente da perdere, l'hai detto tu prima. Esattamente. Sogno nel cassetto? Giocare a pallavolo. Andare avanti a giocare a pallavolo. Diventare un grande campione. Esatto, sì. Girare il mondo e rappresentare il tricolore. Sarebbe, sì. Te lo auguro. Grazie. Allora, guarda quella telecamera lì. Allora, un grande saluto a tutti, tutti quelli che mi conoscono, ai miei amici, a mia mamma Barbara e a mio papà Andrea. Ciao. In bocca al lupo. Grazie. Ciao. Happy. Ciao. I know it ain't easy.